il momento di parlare dell'ex Ilva. Ieri nuovo incidente, una fuga di gas in Acciaieria 2, un'evacuazione temporanea dell'impianto, poi tutto rientrato, un evento che accade, come sapete, a pochi giorni dall'incendio dell'altoforno 1, che finito sotto sequestro senza facoltà d'uso, scatenando poi una grande polemica tra accuse del Ministero e dei commissari alla Procura, che poi ha replicato, insomma, e ha spiegato che ha agito come dire, non solo nella normalità dei tempi, ma che ci sono state anche delle polemiche rispetto a istanze che ex Ilva non aveva mai fatto. Tutto questo riporta in qualche modo un po' al clima vissuto nel 2012. Allora, uno dei protagonisti di quelle battaglie era il DG di ARPA Puglia, Giorgio Assennato, che abbiamo in collegamento con noi. Buongiorno professore. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Insomma, è un clima vecchio, antico, anzi, ecco, per usare una parola poetica, prof. Sì, certamente, mi sembra di ritornare al clima del 2012, quando effettivamente ci fu il sequestro da parte della Procura, reso necessario dalle condizioni ambientali. Si pensi che nel 2009, nonostante la riduzione della produzione dovuta alla congiuntura economica internazionale, i valori di benzopirene nel quartiere Tamburi erano comunque al di sopra della norma, erano 1,3 nanogrammi metro cubo rispetto alla soglia di 1. Tanto che poi il governo dovette intervenire l'anno dopo con il primo decreto salva Ilva fatto dal governo Berlusconi, alzando il limite per città con un tot di numero di abitanti. In realtà in quei giorni lei si batteva anche per l'istituzione dei Wind Days, professore, per ridurre la produzione della fabbrica nei giorni in cui il vento spira dalla zona industriale verso la città. Professore, non so se lo sa, ma Acciaierie d'Italia ha chiesto di eliminare dal parere conclusivo per l'autorizzazione integrata ambientale tutto quello che riguarda i Wind Days. Sì, lo so, ovviamente tutto può essere modificato, le condizioni ambientali possono essere modificate. Effettivamente, per esempio, per quanto riguarda all'epoca erano veramente critiche, non soltanto per il benzopirene, ma anche per le polveri inalabili, il PM10 e ancora le più pericolose polveri fini, il PM2.5. Per il benzopirene le concentrazioni, ovviamente anche data la bassa produzione, sono molto diminuite, diminuite anche se parzialmente in maniera minore anche le concentrazioni di polveri. L'azienda ha il diritto di chiedere al Ministero il ritiro della procedura e il Ministero ovviamente chiederà al suo ente scientifico ISPRA un rapporto, un parere in riferimento al problema. Tutto è modificabile ovviamente, nulla deve è eterno. È eterno appunto, però va verificato sulla base dei dati reali di inquinamento atmosferico nella città. Professore, eterno sembra invece la modalità con cui Ilva diventa sempre una questione di scontro istituzionale. Le accuse prima contro la Procura, adesso si sono rivolte contro ARPA Puglia per il tempo che avrebbe impiegato per fornire un parere rispetto alle operazioni. Si sente insomma di difendere l'operato dell'agenzia per cui ha lavorato? In fondo la Procura diceva... ARPA Puglia ha sempre operato e continua a operare in modo ineccepibile dal punto di vista professionale. Quindi io respingo queste accuse che mi sembrano del tutto ingiustificate. Resta purtroppo il nodo di questo conflitto istituzionale anche la difficoltà nel riuscire a intravedere sviluppi positivi per una città che soffre enormemente di questo problema. Professore, ora il problema sembra la ripartenza dell'altoforno, l'incidente, quell'incendio, quelle immagini ce le siamo quasi dimenticate, è un po' un'abitudine ormai rispetto all'ex Ilva. Sì, ci sono delle criticità anche legate alle condizioni. Quando uno stabilimento di quel tipo non ha una certezza, non ha un piano industriale adeguato, vive in una continua condizione di criticità che è anche una condizione di pericolo per i lavoratori.
e quindi è opportuno che il governo prenda decisioni positive e agisca in modo più coraggioso rispetto a quel che è stato fatto fino ad ora. La decarbonizzazione non può essere una parola così Vuota, campata sì. per aria, deve essere una cosa reale, altrimenti tutto deve essere modificato e valutato sulla base della realtà. Grazie Giorgio Assennato, già Prego, direttore buongiorno, generale buon di lavoro a ARPA tutti. Puglia. Buona giornata e buon lavoro, prof. Noi- Grazie, arrivederci.